Te devi scusare un attimo, abbiamo un problema delle telecamere, tanto può cambiare. Ecco qua, siamo giù, mi pare che siamo in linea, sì. Allora andiamo da innanzi, stanno. Bene. Dunque, fino a un vai a qualche problema della telecamera, l'abbiamo risolto, mi pare che sia questa telecamera, questo audio, quindi potremo andare a innanzi. Un attimezzo, che appunto a posto sul microfono. Ecco qua, dicevo. Andiamo da innanzi, scolamos a sa videata normale, scolamos, anzi vabbè, lì voglio che ne. Allora. No, ho un problema di audio, vabbè. E ti riporto anche con noia. Bestia, bestia, bestia. Beh, se voi li intendete, i suoi occhi non li intendono. Bene, colamos essa videata normale e colamos e cominciamo a vedere al mazzines, ecco, la prima escusta de oie, su quello si presenta de goi, si presenta tabelle che uguale a questo de ieri, insomma, che lo libero completamente, un VIT, un pacco scaricato, ma comunque che lo libero vada, che è troppo su calore, che è troppo su calore si presenta de goi. Ecco, questa è una fotografia per raccorso. Vediamo scoita non ha su Saravallo. Oggi è mercoledì, sole preno tutto cantasadie, mi pare che marca 30 gradi, o comunque lo vediamo di notte, no, un attimo di notte. Ecco qua, oggi è 38 gradi, no? 38 gradi, e Giovia a 39 gradi, che Napoli a 41, quindi siamo veramente a temperatura incredibile, insomma, 38 gradi oggi è temperatura massima, 26 minima, Crasa 39 gradi la massima, 27 la minima, quindi Craspuro si presenta da voi che lo libero tutto il dia, sole, preno. Bene, gli schitte schiere è stata questa bella cosa in romanzesu, vorrà vedere qualche fotografia, poi bollas pubblico, Agus, ovviamente il suo nome, ma comunque è veramente una persona capace che nelle il suo nome in sa
su manifesteggio un attimino che abbiamo. Ecco qua è scusto il suono nascosto di Nicola Agus, che praticamente ha fatto musica che in tutto che strumento ha fatto da isse, da ampullite dalle abba, ampullite da prenal dell'arte, canto de osso, canto de pane, pistoccu, canto so de casu, poi Yukiata un ramedio, tubo de suo impianto idraulico in cane smontato in domo del subbabbo. Insomma, ho cagliata musica da tutto, una cosa straordinaria. E comunque tutto questo registrato e filmato in Visti TV lo potete ascoltare e vedere che hanno Bosanna bene. E chi non che si sente, insomma, non fi tantissima, ma tanta comunque, Binnaia tutta va, ma veramente appassionato, questa è una cosa veramente eccezionale. Poi in questi spezie di anfiteatro, del romanzesio, questa cosa diventa gano prusu straordinaria. Ecco, no, con un'altra fotografia e con un'altra regalo che pare fatta da uno drone, in effetti non è da uno drone, ma mi sono un po' arrampicato e basato a questa fotografia. Ma poi per una mostra pure altra che dà un'idea di te Baiata e zero in romanzesio. Intanto da uno stoccamento di sala, le cassette, le triulas, de costumese, sala estiva a grande richiesta, arriva sala estiva a tema havaiano, Good Vibes, The Planet Club, in località The Planet Club, giorno 17 a sa Decade Zero DJ set, ingresso 10 euro, più una consumazione e un gadget che in 10 euro potete scrivere una vesseria, questo è organizzato da essa a Comitato su Miracolo, Nostra Signora su Miracolo, Levasa 96 86 76. Quindi mi raccomando, partecipate che serve pure poche saesta poi. Cioè sono piccino, chi tocca di premiare e di partecipare a questa iniziativa a chi piccola. Poi torniamo al romanzesu, su Decche 8, sabato Decche 8, le Triulas a 2026, i santuari neuralgici della Sardegna, centro orientale tra religione, economia e società. Con Giovanna Fundoni e Matteo Pischedda, ricercatori Università di Cagliari. Un approfondimento sui grandi santuari della Sardegna centro-orientale tra culto, economia e vita comunitaria, cioè una cosa eccezionale. E vamos qualche cosa di bello pure in Luvola, Iovia Seichi, praticamente Crasa, Piazza del Solballo, a San Nove. In un viene presentato sul libro L'illusione della tradizione di Andrea Locci, che è una prefazione di Fiorenzo Caterini. Bene. Andiamo da Nantesi, collabora sul giornale, l'Unione Sarda, la trappola della legge elettorale. No, che chi è che scamava? Non posso rispondere, Sandro. Allora, la trappola della legge elettorale, governo sotto alla Camera, le opposizioni alle urne, Meloni, le opposizioni alle urne, naturalmente vabbè, è istinto verde, cioè l'opposizione è un cliché scontato, Meloni narrata, riflettiamo, e cioè Giorgia Meloni con un post aveva chiesto il voto palese, così non è stato. Con la copertura dell'anonimato 30 franchi tiratori in maggioranza hanno affossato per un voto l'emendamento sulle preferenze, l'opposizione sulle barricate. Ora andiamo alle urne. La Premier narrata vince la palude, serve una riflessione, il caso dei vannacciani che hanno filmato il loro voto. Marco Schiccardi. Retromarcia di Trump, niente pedaggi a Hormuz-Beituner, un erbaglio politico incredibile, ma un ribambito poteva fare che scuseate.
Sardi nella morsa del caldo, paura per gli incendi. A Orani 45 gradi. Confindustria, nuovo presidente regionale, eletto Alberto Cellino. Bene, 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 bene. Andiamo da innanzi, eccola a Nuova Sardegna. Turismo, la stagione vola, date in crescita, maggio e giugno con più arrivi e presenze del 2025. I turisti internazionali trainano la crescita, ma anche gli italiani aumentano. Caldo ed incendi superati i 45 gradi. Otana, il sindaco in carcere. Il ministero ha fatto ricorso al TAR per annullare le nomine di Saba. Rapporto Censis, Università Sarde tra le migliori. Bene Sassari e Cagliari. A rischio servizi base e scuole, cancellati nell'isola 102 comuni montani. Namola tra noi, sì. La maggior parte dei custoso in Paco montano, insomma, ecco. No, in montana e il bapranto visti, bapranto proprio che hanno usato parte delle comunità montane, chi montana, sanuini, insomma. L'hanno spaccata veramente cara, la cosa, dessa montanità te fasulla. Sassari, crollo del muro alla rotonda, assolti 5 dirigenti comunali. Olbia, via Capotesta, da edificio abbandonato a residenza di lusso. Ah, sì, uno che è sbagliata, una costruzione in Olbia mai inita. Numero, la nuova vita dell'ostello di Farcana. Oristano, calendario eventi estivi e polemica in comune. Cagliari, nuovo stadio, si va verso l'intesa. Giulini, ottimista, su Michele, su allenatore del Su Castigno. Andiamo da innanzi e cominciamo. Quizás más páginas noi chiamo un articolo che riguarda la zona nostra. Il MAC Lula guarda Sosenato, l'installazione di Andrea Chessa. 2 mostre in corso, lo scultore di Tempio e il neo-surrealismo. Lula andranno avanti fino alle prossime cortes aperte che verranno allestite in paese il 4 ottobre le 2 mostre in corso al MAC Lula, il Museo Diffuso di Arte Contemporanea che dallo scorso 18 aprile propone neosurrealismo e utopie in Europa, cui si aggiunge dallo scorso 27 giugno lo spazio della maestria di Andrea Chessa, artista visivo di Tempio Pausania, a Lula dopo il grande successo riscosso dalla mostra di Giovanni Canu. Ne siamo contenti, complimenti a chi è organizzata su MAC Lula. Ottana, il sindaco è in carcere, il consiglio ora attende il TAR. La prefetta Alessandra Nigro delinea gli scenari dopo l'arresto di Franco Saba. Se sarà accertata l'illegittimità dei decreti, la Regione nominerà il commissario. Una vicenda ancora tutta da chiarire, che rende sempre più difficile l'attività dell'amministrazione comunale di Ottana. Ad un giorno dalla notizia dell'arresto in carcere del sindaco Franco Saba, la comunità è perplessa e si interroga su che cosa succederà. In questo momento non accadrà nulla, dichiara la prefetta di Nuoro Alessandra Nigro. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata tramutata per violazione della misura relativamente alla comunicazione ed è stata aggravata in misura cautelare in carcere. Il fatto, sotto un profilo amministrativo di competenza della prefettura, nulla toglie e nulla aggiunge all'attuale situazione. Quello che potevamo e dovevamo fare, ossia la sospensione ai sensi della legge Severino, a seguito dell'applicazione dei domiciliari per il reato di tentata concussione in concorso nei confronti del sindaco Saba, è stato fatto. Quindi, ad oggi, a bocce ferme, la situazione è tale e quale. Lo scenario però potrebbe cambiare dall'esito dell'impugnativa del ricorso che il Ministero dell'Interno per tramite del prefetto ha presentato al TAR Sardegna, una dichiarazione di annullamento degli atti illegittimi adottati dal sindaco, le famose PEC inviate nottetempo per la nomina di assessore e giunta.
Decreti, conferma Alessandra Nigro che già il CIPI nell'ordinanza di aggravamento del 17 giugno aveva dichiarato illeciti. È un giudice amministrativo però che deve pronunciarsi e accertarne l'illegittimità. Abbiamo fatto ricorso al TAR e ora bisognerà attendere gli esiti di quel contenzioso. Se il ricorso venisse accolto, aggiunge la prefettura, no, le nomine sarebbero nulle. A quel punto verrebbe meno tutto l'apparato amministrativo e a Ottana arriverebbe il commissario su nomina della regione. E va bene, vabbè, insomma, vai Kirga, non nos pronunziamo. In paese tutti dalla parte del primo cittadino, è un accanimento trattato come un bandito. Con Pietro Borrozzo, voglio essergli vicino, stiamo vivendo un momento delicato. A Ottana la colonnina di mercurio alle 8:30 fa già registrare 31 gradi, ma la temperatura è salita in queste ore non solo per questioni meteorologiche. La notizia dell'arresto del sindaco Franco Saba ha iniziato a diffondersi nella serata di lunedì, quando la polizia ha eseguito il provvedimento del GIP di Nuoro. Inutile dire che la mattina successiva il nuovo colpo di scena, forse l'argomento del giorno nei bar del paese. Le locandine dei quotidiani richiamano la notizia dell'arresto del primo cittadino e i commenti di molti anche nel web lo inquadrano come un accanimento giudiziario, manco forse Mesina, dice l'avventore di un bar al centro. Ma non è Mesina, certamente, però insomma la magistratura non grada in meta chi è Kirkade la Vuttire. Ottana il PM Chironi e Belfiore, i PM Chironi e Belfiori contestano al sindaco sospeso numerose violazioni. La giunta appesa al TAR, ricorso della prefettura sulle nomine decise da Sabba, finito in cella. E l'hanno già istissato il giornale. Andiamo Renoche, la terza ondata è brutale, superati i 45 gradi ad Orani, ma il picco del caso è atteso tra oggi e domani. I sindaci controllate i vicini di casa anziani e soli. In tutta Italia 15 città a bollino rosso e tra esse c'è Cagliari. L'isola crescerà con l'agricoltura e la zootecnia. Siamo a Scurtane su Cannato, Alberto Cellino, il nuovo presidente di Confindustria Sardegna. Ripartiamo dai piccoli progetti. L'acqua per tutti, sempre l'energia a basso costo, la valorizzazione dell'agricoltura e della zootecnia che nei paesi del centro possono frenare lo spopolamento. Questa è una formula giusta. L'attenzione all'ambiente e il rimboschimento, la continuità territoriale vera per le proprie merci, cioè la possibilità di raggiungere i mercati alle stesse condizioni del resto d'Italia. La formazione dei giovani nel settore dove c'è più bisogno. Questa è la ricetta di Alberto Cellino, eletto ieri presidente regionale di Confindustria sarda, insomma. Bene. Concordamos che in tante cose era cannato Cellino. Andiamo da innanzi e chiamalo l'intervento sardi sradicati e senza speranza. Questo è uno quadro a tinte fosche. Probabilmente il destino della Sardegna non è chiaro ai sardi, non abbastanza. Ogni istanza che la regione pone pavidamente è come uno spruzzo d'acqua per contenere un incendio. Purtroppo paghiamo lo scotto geopolitico d'essere una meravigliosa portaerei all'ancora sul Mediterraneo, il tappeto di mare più importante della terra. Chi ci tocca scatena una guerra, ahimè, una guerra non per i nostri interessi. La Sardegna, come Hormuz, come Suez, è una di quelle pedine di risibile grandezza fisica destinate a cambiare gli assetti dei giganti geopolitici
per il prossimo mezzo secolo. Giganti che ci hanno puntato gli artigli e ci piombano addosso senza soluzione, come fossimo conigli da predare. In pratica il nuovo ordine mondiale disegna nuovi assetti, partendo dal controllo dei punti strategici consolidati. Noi siamo in cima a quella lista dei giganti e il nostro futuro verrà scritto da mani straniere. La nostra storia ha preso una brutta piega a partire dal giugno 1966 nelle campagne di Orgosolo. C'è quella foto famosa con la piccola attaccata alla madre in cima ad una protesta che ha fatto la storia della resistenza sarda. Pratobello ha di fatto incarnato lo scontro frontale tra popolo e lo Stato, tra il popolo e lo Stato. Nessuno avrebbe mai giurato per una sconfitta così umiliante. L'apparato dello Stato capì due aspetti fino ad allora sottovalutati. I sardi erano numericamente equipaggiati e si mostravano assai risoluti a difendere le istanze popolari, istanze mutuate dalla cultura pastorale che aveva radicato un sistema di controllo territoriale dentro il quale lo Stato non aveva alcun potere logistico. Il territorio era considerato una risorsa che mai doveva essere sacrificata. Fu una sorta di guerra asimmetrica. Da una parte lo Stato che provava a scardinare un sistema sociale chiuso per rivendicare l'autorità, dall'altra i popoli in grado di autodeterminarsi per fare fronte alle ingerenze politiche considerate invasive. Lo Stato decise quindi che lo scontro non poteva avvenire più frontalmente, ma optò per una strategia differente. Indebolimento economico e progressiva destinazione della cultura pastorale, destituzione della cultura popolare. Come spiegare altrimenti un progetto industriale creato nella piana di Ottana a ridosso della famigerata Barbagia? Il vulnus della cultura pastorale ha impiegato decenni per essere spiantato. Oggi i partiti sono diventati delle concessionarie che cedono pacchetti all'offerente più munifico. Solo così si spiegano i territori vergini sacrificati al fallimentare business eolico, o i pascoli dati in sacrificio alla nuova religione solare, oppure il turismo massificato che è sempre stato il paravento dell'industria militare. Forse siamo alle battute finali, in un'epopea che ha indebolito, tracciato l'identità dell'isola. D'altronde, cos'è che abbiamo imparato a memoria nel corso degli anni trascorsi? In Sardegna non c'è nulla, bisogna andare via. Gli immigrati non hanno un ruolo economico, semplicemente si sta riscrivendo il nuovo paradigma dell'Occidente. Essere senza radici, senza identità, privi di appartenenza e destino. Mesi fa ci fu la polemica scatenata dalla innocente ragazzina ritratta a sfilare col costume tradizionale. Si è scatenata la battaglia fra schieramenti, segno dei tempi, si combatte per la luna e si trascura il dito che preme il pulsante. Nasceremo emigrati senza saperlo, sradicati senza volerlo. Andrea Mereu, ma insomma un pacco pessimista. Con cosa che non ha alla sale hacker. Comunque, complimenti a Unione Sarda che ha pubblicato un articolo voi importante. Autovelox, multe e contestazioni. Ecco qua un altro rapina a mano armata. Monastir ha incassato 2.051 e 673 euro. Chinduna autovelox sposta il sacchetto 31 in un sul comune di Monastir. Non vintra nuda, cioè non è minimamente toccato sul comune di Monastir. Eppure, io che un autovelox rapinante
chi ti marcata in contravvenzione si supera sui 80 km orari. Una cosa da non credere. Cioè, questo sì che è una guerra di hacker, che tirare su autovelox dei monasteri. Poi devono un blocco di polizia stradale, ma non un comune rapinatore, che non vinta nulla, che dite regolare la velocità, te regolatela chi sa polizia stradale, ma non che in un autovelox di un comune, chi non ne la fotti nulla, chi cola l'estroso o ad aio. Gli importa solo di incassare. Sono scattate anche in Sardegna le novità. E purtroppo questo l'hanno posto nuovo, come sta aggiornato questo. Non sono gai ballallois che si perdono la gallina dalle uova d'oro ai monasteri. 2 milioni di euro a sanno. Sono scattate anche in Sardegna le novità in tema di autovelox varate dal governo con gli apparecchi di rilevamento automatica della velocità che dal 12 luglio per essere in regola devono essere omologati e non solo approvati. Lo ricorda Adiconsum Sardegna, che fornisce i numeri ufficiali sui proventi dei comuni e le regole da seguire per contestare le sanzioni. Cioè praticamente Monastir è su che incassa de prusu e non è dentro de saída, e non è in una strada de saída, è in una strada pubblica de sanas, l'unica è. Allora, noi chiederemo tavola rabbei, timori per i nostri dipendenti, noi chiederemo Sicchini chi incala finanza, basta con il muro contro muro, pronti al dialogo. I cittadini e le istituzioni locali e regionali. È il messaggio di pace lanciato ieri dai vertici della immobiliare sardo-brasiliana Tavola Rabei. La società, con un comunicato, manifesta tutta la sua preoccupazione per i fatti negli ultimi giorni, con danneggiamenti e incursioni nel sito di Cala Finanza. E certo, per dei clienti, come, cioè chi è peschibiana fa che sa vacanza, arriva a con chi spara a suo scartello o che chi bisogna sia entrata da sei spiagge private. Non ha nessuno. E mentre Gai, così è una villa, non è un albergo, degli ultimi giorni, con danneggiamenti e incursioni nel sito di Cala Finanza, per cui sono state presentate denunce. La società Tavola Rabei prende posizione a tutela del suo personale e ribadisce che i lavori per il campeggio di lusso sono sospesi. I vertici della società scrivono: stiamo seguendo e riferendo alle autorità municipali, regionali e statali il crescente stato di violenza che si sta sviluppando intorno a Cala Finanza, violenza culminata in recenti episodi che hanno messo a rischio la sicurezza dei lavoratori, molti dei quali sardi. La sicurezza dei lavoratori. Sicurezza del Sincasso. L'isola perde 102 comuni montani a rischio servizi essenziali e scuole. Notate bene, poi questa cosa mi l'ho già pronunziato. Dal 22 luglio entra in vigore la nuova classificazione voluta dal governo. Adesso è ufficiale, dal 22 luglio entrerà in vigore la nuova classificazione dei comuni montani introdotta dalla legge Calderoli. Da quella data saranno ben 102 i paesi della Sardegna che perderanno lo status di comunità di montano. Erano 234, ne resteranno soltanto 132. Non si tratta semplicemente di una definizione amministrativa. La novità rischia di privare le comunità di risorse e agevolazioni e deroghe costruite negli anni per compensare condizioni di svantaggio di vantaggio a isole e di svantaggio a sono veramente montano. Il primo allarme riguarda le scuole. I centri esclusi rischiano di perdere le deroghe sul numero minimo degli alunni che finora hanno consentito di mantenere aperte le classi e plessi anche nei territori con pochi bambini. E può carchilo questo problema si pone, ma provatelo se esposto sul problema contrario. Sassari svetta tra le università e prima tra gli atenei statali medi. L'Unis scala la classifica e si mette alle spalle le Marche, Trento e Udine. L'Unis è Università di Sassari. Nella graduatoria dei grandi, Cagliari guadagna 2 posizioni ed è la terza. E quindi buona nuova questa.
dessa l'Università Sarda, che non sono assolutamente dei imbolari. Niente cantieri a Cala Finanza, a Villa Gioia è una residenza privata no, siamo nato e abbiamo stappato los turistas australianos o binate d'un tilucu. In una villa non va turistas, in una villa va ospite. E quantos poten essere ospiti? Non possono essere 30 ospiti. La società Tavolara Bay, che sta investendo tra le polemiche a Cala Finanza, interviene per sottolineare che al momento non c'è nessun cantiere attivo, né a Villa Joy né nei terreni intorno. Allo stesso tempo la società parla di un clima di particolare tensione e l'amo già visto il satiro giornale. Legge elettorale è caos, 30 franchi tiratori, preferenze, la maggioranza battuta 187 a 188. A voto segreto, la Premier vince la palude, Conte, Schlein, Renzi a casa. Beh, è chiaro. Ite si può tenere, l'opposizione su mestiere suo Hackete, però insomma, se questa legge viene approvata e sono premi pure per l'opposizione, che se l'opposizione inghete, va bene, si papa tutto. Alla Camera per un voto non passa l'emendamento sulle preferenze su cui Giorgia Meloni aveva messo la faccia, arrivando a sfidare le opposizioni con la richiesta di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Finisce così ma a si contare uno si conta che su voto segreto, non che su voto palese. Finisce così una giornata che ha registrato un pienone visto raramente con i minimi ministri deputati corsi dopo il CDM per partecipare, il Consiglio dei Ministri per partecipare ad una votazione che è finita come nel centrodestra sembrava non si aspettassero più, con il KO sulle preferenze, almeno una trentina di voti mancanti nei conti a spanne che si fanno nei capannelli e la caccia ai franchitiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediatamente dimissioni. Urla, foto e sospetti, i vannacciani firmano il voto. Vabbè, i vannacciani devono fare che sono clown. Con la bagarre, dopo la bocciatura, nell'emiciclo torna un'atmosfera da prima Repubblica. Questo è un titolo veramente misero. La marcia indietro di Trump su Hormuz. Oh no, Marco che cadono. Nuovi attacchi degli USA all'Iran, accordi con gli stati del Golfo invece di pedaggio al 20%. Ma ti pare che nella guerra possono anche spaccare sul pedaggio sull'iraniano e nella sul pedaggio con la coppa io, uno ribambito. Mentre iniziano i colloqui romani sul Libano, annuncia Israele si ritiri. Belgio, al centro di Bruxelles, strage nel cantiere, 6 operai morti al rogo dell'Oxy, una ristrutturazione. 6 morti, 6 vittime sul lavoro e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nei cantieri delle Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Oh yeah, poveritos. Ultimo 14 luglio per Macron, presente Mattarella dedica a Kiev. Dai, parte Mattarella. L'ultimo 14 luglio di Emmanuel, in questo studio di questa cosa e non sono parzialmente d'accordo con Mattarella. Allora, l'ultimo 14 luglio di Emmanuel Macron da presidente si trasforma in un omaggio a Kiev e al suo leader Volodymyr Zelensky, tra gli applausi della folla e dei leader dei volenterosi presenti alla tradizionale parata sui Champs-Élysées, lungo cui sfila anche un gruppetto di soldati ucraini. Sono fiero della loro presenza, è un segno di fratellanza, coraggio e destino condiviso, afferma l'inquilino dell'Eliseo. Una celebrazione, quella di quest'anno, consacrata proprio alla necessità di sostenere Kiev fino in fondo e a quello che è stato definito il risveglio strategico europeo. Lungo
lungo quello che viene considerato uno dei viali più belli al mondo. Per la prima volta hanno sfilato 500 appartenenti a 35 stati della cosiddetta coalizione. Per l'Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per l'ultima volta dopo 10 anni da titolare dell'Eliseo, Macron ha disceso i Campi Elisi a bordo della storica Command Card davanti allo sguardo di circa 50.000 spettatori. Però non veste su carnato Mattarella, este lo che può a pintare salario. Ucraina, nuova intesa siglata a Parigi, più armi dalla UE per Zelensky. Spagna, trattato firmato a Bruxelles, Gibilterra cade l'ultimo muro. A mezzanotte la Veria diventa storia. Dopo 118 anni scompare la barriera che separava Gibilterra dalla Spagna. Entra in vigore in via provvisoria lo storico trattato firmato oggi a Bruxelles da Unione Europea e Regno Unito. L'ultimo tassello rimasto aperto dopo la Brexit, cui si oppose con un referendum nel 2016, quasi il 96% dei gibilterrini, cioè praticamente in Gibilterra hanno votato contro la Brexit, ma purtroppo è una colonia inglese. L'intesa sottoscritta dal commissario europeo Marcos Šefčovič, dal ministro britannico per l'Europa Stefan Dutti, alla presenza del ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez e del premier eccetera eccetera, dovrà essere ratificata dal Parlamento europeo, ma questa notte produce già i suoi effetti. Cade la recinzione realizzata nel 1909 sull'istmo che collega il Penon alla penisola iberica e che il regime di Franco trasformò in una barriera invalicabile con la chiusura totale nel 1969. E quindi come non vi può questa barriera, ma sa continuità territoriale che sia Europa. Bene, che in questo terminiamo il ritenover de hoy e nos damos appuntamento torna a casa a stessa ora. Allora, abbiamo un commento. Nina Carai, buona giornata Nina Carai. La sigla tancatura. Mi raccomando, ascoltate questa registrazione di Eresi in romanzismo, una cosa veramente espantosa. A mezzo il vedere di a tutto dai Vizi TV. Adioso e mezzo da casa. A proposito, dato che bisogna in Roma stesso batte una luce che è posta sul contrario. Cioè ieri a Baitan e queste che cantano intanto non si dieta che a tombra i sematessi e poi bel denaro le chiese assente e i costrinta si pone la mano in conca di voi che veniva impannata dai Subaru che praticamente è verso il pubblico e quindi non solo essere assolutamente male la registrazione video ma ha dato a neo pure a chi è a qualche problema a baitare verso uno varetto, una lampadina a luce, insomma. Cioè, la lampadina anche che è tirata dai cue e posta invece al suo contrario, posta dal suo pubblico verso l'artista che si esibisce. Se non l'artista che si esibisce non si dete. Cioè, a che tumbra i sematessi, a cara sua, a che tumbra sa cara sua e tutto. Non si dete strumento che sonanne, non si dete nulla. Assolutamente, noi che ha procurato questa illuminazione in cui il romanzesimo è assolutamente sbagliata, totalmente sbagliata. O se no non si bianca di spettacoli. Poi come te sei sbagliato a fare questa presentazione che nel microfono, assolutamente, cioè è una cosa assurda, cioè tutto lo che sono ascoltando in IECAR che cosa l'intendene, lo che sono ascoltando invece in diretta sono private, lo dai su beneficio di intendere i tennanne su chi fai danno, insomma, cioè non credo che sia una cosa giusta che chi sta ascoltando da ora in diretta non intenda la presentazione dell'artista, insomma. Cioè, ma poi per quale motivo non si deve usare sul microfono beste? Cioè, quindi, una critica dell'hacker e l'ACO pubblicamente in modo tale che arrivi
a chi deve arrivare. Bene, tancamos già i telenovela de oggi, non damos appuntamento, torna a casa, sa matessi.